C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci qui a Centro Anch'io, nel cuore del nostro bel centro storico c'è via Laura Cereto. Forse non tutti sapete che inizia in piazza del Foro e si conclude in via Tosio. Eppure magari non sapete chi è Laura Cereto. Siamo qui apposta. È stata un'umanista e scrittrice del Rinascimento. La maggior parte dei suoi scritti consiste in lettere verso altri intellettuali dell'epoca. Con lezioni e letture private, la Cereto adolescente si costruì le basi di una larga cultura, che spaziava dai classici latini e volgari alla filosofia e alle scienze naturali. A 15 anni andò sposa al mercante Pietro Serina, che morì dopo soli 18 mesi. Rimasta vedova senza figli, la Cereto trascorse negli studi il resto della sua breve vita. Morì infatti a Brescia nel 1499 e fu sepolta nella chiesa di San Domenico. Oggi c'è un ammonimento, ferme mia alla Oltado, e ci concediamo una pausa di dolcezza a Castagnato. Siamo di nuovo da Castelvedere, qui a Castagnato, insomma uno showroom ricchissimo di roba, ragazzi, qua sono dolci. Direi di sì. C'è solo l'imbarazzo del colesterolo e della scelta, insomma, con tutte queste proposte a prezzi vantaggiosissimi. E possiamo sapere il tuo nome? Alice. Alice, tu sei di Brescia? Sono di Brescia, sì, esatto. Conosci un po' il dialetto? Ci si prova. Ci si prova. Ferma mia la Oltado, Alice, che ti ho detto? Di non fermarsi alla rotonda. Alla rotatoria, come dicono i nostri anziani, alla seconda rotatoria. Esatto, alla rotatoria, la rotonda. No, non ti puoi fermare in rotonda perché c'è il rischio Dell'incidente, chiaramente. dell'impatto, esatto. E che significato può avere secondo te? Di non fermarsi, non so, ad un primo impatto, ad una prima impressione. Lo diamo per buono. Lo diamo per buono. Che ci fai qua a Castelvedere? Che ci pensi? Non che voglia farmi gli affari tuoi, Non ero chiaramente qua di passaggio, ma anzi, lavorando presso Ogni Donna, quindi un negozio di abbigliamento. Ah, ecco, no, perché detta così mi pareva che andavi a casa di tutte le... In realtà no, un negozio di abbigliamento da donna. Noi veniamo spesso qua da Castelvedere appunto perché facciamo i nostri shooting fotografici, perché è la base del Natale, secondo me, delle feste. Insomma, qua c'è già aria di Natale, effettivamente. Grazie, brava. Che bella coppia de Juinot che abbiamo qui. E lei la signora? Rosa. E lei? Claudio. Marito e moglie. Dica, prego. La moglie e marito non mettere il dito. No, pensavo già stessi dicendo una cattiveria sulla moglie, invece no, giustamente una profonda verità. Tra moglie e marito non mettere il dito. Non avete messo il dito, ma il sottoscritto che è quasi peggio. Allora, chi risponde? Lui risponde. Ha indicato lei. Lei deve sempre sottostare, non può... Sì, io sono sempre sotto, caro mio. È lei che comanda. Lei. No, ma negli altri casi non è così, stia tranquillo, è un caso unico il suo. Sì, no, ma è proprio unico. Lei è di Brescia, Claudio? Sono di Roncadelle. Di Roncadella? Nato a Roncadelle. Pure voi qui da Castelvedere, e magari per indovinare anche il nostro proverbio vi abbiamo accalappiato così di sorpresa. Ferma mia la Oltado, Claudio, cioè? Vado avanti diritto, non avanti diritto. Dove? Se posso fermarmi la Oltado. Ma se c'è una curva? Va nel fosso? Sì. E se va nel fosso? Non mi pare dispiaciuta. Va bene, chiudiamo anche questa puntata grazie a questa 44 anni di matrimonio. Auguri, io conoscevo i gatti invece, sono gli anni di matrimonio. Va bene, auguri, ci fermiamo qui, chiudiamo anche questa puntata qui da Castelvedere. Fermami all'Oltado, ha risposto correttamente, ovvero non fermarti alla curva, vai dritto sia a livello geografico che nelle scelte della vita. Alla prossima, grazie a tutti, sempre qui su Teletutto, ciao! Centro